Dottor Imbrotti, so che Findomestic sul penale è al dente avvelenato in questo periodo. Abbiamo molto il dente avvelenato. L'intervento dell'avvocato è perfetto, sembra che si fosse d'accordo. Lasciatevi i biglietti dopo. Sì, in effetti sì. Anzi, ha trovato un cliente, avvocato, forse, perché noi abbiamo un processo penale in corso, lo sappiamo, è uscito sui giornali, non abbiamo motivo di negarlo, anche perché se non veniamo assolti emigro questa volta, davvero. Perché? Ma innanzitutto noi che cosa vuol dire? Noi stiamo parlando di penale, quindi non è Findomestic. Noi è qualcuno a caso di Findomestic. E dico a caso perché sono finiti in dibattimento 6 nostri dirigenti, tra cui chi si occupava di risorse umane, chi si occupava di attività commerciali nel convenzionamento dei venditori. Allora non so se conviene farle da avvocato, perché magari nel mucchio... Magari nel mucchio si pesca anche il consulente legale, forse magari ci evitare. finivo anch'io, ma forse era più giusto io di altri, non contesto non è quello, no? Chiusa parentesi su questo aspetto. Ma perché siamo arrivati addirittura a dibattimento? Non c'è problemi di interpretazioni normative, validità delle normative di Banca d'Italia, norma penale in bianco, niente di vagamente sensato. È esclusivamente un problema di palese ed evidente incompetenza del, non voglio dire pubblico ministero, del consulente del pubblico ministero, che ha fatto una perizia su 5 finanziamenti presi a caso dai carabinieri presso la nostra filiale di zona, sostenendo delle cose, io ve la manderei veramente, la pubblicherei sul sito, delle assurdità che io, che non sono un contabile, non sono un commercialista, non sono un ragioniere, non sono niente, ma veramente gridano vendetta. Ve ne dico una su tutte: si utilizza sui prestiti personali e sulle linee di credito, cioè le carte di credito, la stessa formula per il calcolo dell'interesse corrispettivo, cioè tutti e due i casi la stessa, e mette sistematicamente l'imposta di bollo dentro le voci di costo da considerare ai fini del TEC. Voi capite che noi non facciamo finanziamenti da 200.000 euro, mutuo casa, eccetera. Noi facciamo finanziamenti anche molto piccoli. Uno di questi era uno dei finanziamenti che noi chiamiamo promo, in gergo interno, cioè un utilizzo promozionale su una linea di credito, che è un tasso zero. TAN 0, TAEG 6 mi sembra in quel caso. Al consulente veniva fuori un TAEG del 38%, mi sembra, se non sbaglio. Perché su un finanziamento... Consulente CEPU? Ma nemmeno, cioè, se CEPU è così ha dei problemi anche CEPU, insomma. Perché su un finanziamento di 500 euro ci vuole poco a salire con le percentuali. Certo. Se cominci a metterci 16 euro di bollo, ci vuole veramente poco. Molto poco. È un problema che, non so, forse la banca tradizionale, forse la società di leasing da questo punto di vista vede meno. Noi che facciamo anche piccoli importi, un piccolo errore pesa tantissimo, pesa tantissimo. Ovviamente inutile aver fatto controperizie in fase di indagini preliminari, nemmeno lette. Sul finanziamento da 500 euro siete in dibattimento in 6? Sono 5 di finanziamenti, uno è questo che okay. ho detto, poi ce ne sono altri 4, ma insomma ora non lo ricordo il più alto, è un prestito personale, mi sembra 15.000 euro, insomma noi di più, insomma sì, facciamo anche di più, ma insomma se si pesca nel mucchio a caso come fecero loro, e questo glielo posso anche concedere, generalmente si prendono questi importi qui, insomma. Ora meglio comprendo il dente avvelenato. Si sono mossi sulla base della denuncia penale di un cliente singolo che aveva chiuso regolarmente, il finanziamento saldato, estinto regolare, senza nemmeno un ritardo né niente. Partendo da quella hanno fatto un'indagine, verrebbe da dire sproporzionata rispetto al problema, però se avessimo fatto usura davvero non sarebbe sproporzionata, quindi questo gliela voglio concedere, è che veramente siamo all'assurdo, siamo nella palese incompetenza Dunque la ringrazio, Prego. vorrei approfittare degli ultimi 15 minuti di questa tavola rotonda per assorbire le domande o gli interventi della platea. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Prego, dottor Corna. Nel frattempo vi prego di segnalarmi se ci sono altri interventi.
Vorrei far vedere a tutti quello che hai detto te. Questo è un articolo che è comparso su un quotidiano di Bergamo, dove c'è la pubblicità di uno studio legale che scrive banche conoscere per difendersi. Quindi dice questo qui che fa i calcoli che vuole lui per naturalmente far lavorare il suo studio legale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, se lo volete, ve lo do in coppia. No, ma La telecamera, eccolo qui, così almeno ce l'hanno. adesso si rischia però di... No, in modo che si sa che in Italia è diventato un vero business per diversi studi legali poco seri. No, va bene, adesso Scusami se mi permetto. Poi vorrei dire un'altra cosa, ma i nostri clienti non sono dei consumatori, sono tutti imprenditori. Il che concetto è completamente diverso. Molte volte sono più bravi di noi a fare i calcoli. Ho finito. No, ma allora, vabbè, ovviamente non si può chiedere a Fabio Picciolini di difendere una categoria che non è quella dei consumatori, però quando prima io facevo la domanda a Fabio sul proliferare delle società che fanno perizie, è perché vedo i consumatori come vittima anche di questo genere di mercato. Io vedo il consumatore come vittima del legale che dice banca ti insegno io come difenderti. Il problema è che non so se la pensa allo stesso modo l'associazione di consumatori, perché se interpreta il consumatore o l'impresa come vittima di questo genere di mercimonio, allora dovrebbe agire anche nei confronti di questo potenziale fattore di rischio, tutelandola e dicendo cari consumatori non vi rivolgete a chi vi promette la luna se lamentate tassi usurari. Sono 20 le associazioni rappresentative a livello Scusa, nazionale. non ho detto un'altra cosa importante. Ho sentito io personalmente questo studio, mi ha detto che l'avvertenza deve essere almeno di 10.000 euro, altrimenti loro non si occupano, perché naturalmente prima, al momento in cui porta le carte, loro chiedono subito 200 euro. Subito. Pure poco. Dicevo, quindi... pure poco. Le assicuro che è anche poco rispetto ad altri. Dicevo, le associazioni riconosciute sono 20, quelle che fanno questi comportamenti sono 5 o 6, ma forse mi allargo anche troppo. Purtroppo ci sono questi studi legali e abbiamo dimenticato una categoria che purtroppo sta anche rinascendo, l'ultima è di 2 giorni fa su internet, le agenzie di debito che campano su questo. Questa è la realtà dei fatti e che purtroppo quindi hai ragione e ci sono persone che stanno speculando sulla crisi, quindi imprese e consumatori indifferentemente, cioè speculano sulle persone in difficoltà. Dalla platea, prego Marco. Buongiorno, volevo fare una domanda agli avvocati e anche al dottor Sandrini. Per la determinazione del tasso d'usura, a parte le voci che avete indicato in precedenza, si calcolano anche le spese di recupero o no? Grazie. Ma io non, se posso dire la mia... Ah no, ma le spese di recupero sono una sorta di risarcimento, il problema è se sono effettivamente sostenute oppure no. Sì. Dalla platea altre domande? No, scusa Vittorio, volevo soltanto Prego Roberto. precisare un aspetto che forse è sfuggito a me, ma non vorrei fosse sfuggito a tutti. Il discorso delle spese di recupero non rileva ai fini dell'usura oggettiva, rileva, come diceva Sandrini, sull'usura soggettiva, cioè è rimasta una fattispecie di usura che era quella originaria prima della modifica che è stata introdotta con la legge antiusura del 96, che era dell'approfittamento dello stato di bisogno, cioè di fronte a un cliente che non riesce a pagare, se io approfitto del suo stato di bisogno e gli applico delle spese che sono sproporzionate rispetto a quello che è l'effettivo lavoro che mi tocca svolgere per portare a casa il mio denaro, in quel caso posso essere soggetto a usura, a prescindere dal superamento dei tassi soglia. Cioè, è una fattispecie diversa di usura. Aspetta il microfono Marco così che vieni registrato. Grazie. Premesso che concordo con l'impostazione che dava l'avvocato Migliasi, in realtà mi domandavo una cosa, diciamo così, da tecnico del diritto, nel senso che nel concetto di interesse di mora
Ma siamo sicuri che non ci rientrano anche tutti quei costi connessi all'esazione? Perché voglio dire, nella mora in realtà, andando a vedere proprio le definizioni che vengono date, c'è quella pena in più che viene afflitta al debitore per l'inadempimento dell'obbligazione, e quindi è evidente che poi aggiungere a un interesse di mora un ulteriore costo quantomeno determina una domanda, secondo me, che declinata come l'ha declinata l'avvocato Migliassi potrebbe anche avere un senso. Grazie. Le passo la parola, c'era un intervento. Buongiorno a tutti. Io parlo da aspetti. No, nel senso, l'avvocato Recchi, se non sbaglio. Diciamo che in chiave generale sono d'accordo, nel senso che se sto al codice civile lì sta anche il rimborso di quello che io vado a spendere per pagare chi mi fa il recupero crediti. Però se io lo contrattualizzo, cioè nel senso se io nel contratto inserisco la voce specifica e do una quantità, secondo me fino ad oggi non faccio nulla di illecito. Quello che io richiamavo prima è una possibile liceità dei comportamenti laddove nell'arco di una percentuale che per forza di cose deve prendere il massimo possibile della situazione in cui magari un recuperatore è andato 3 volte a casa di uno, ha fatto un piano di rientro, ha negoziato, ha chiesto una delibera, insomma ci sono situazioni le più varie, fissa una percentuale che poi magari qualcuno applica anche quando fa una mail e ottiene il pagamento. Ecco, queste cose, francamente, su queste cose bisogna diventare più sensibili, è quello che dicevo io. Però a mio avviso, in mancanza di un divieto legislativo, io credo di poter pattuire di riaddebitare al cliente qualcosa che io pago fuori, se lo pago fuori, per ottenere il recupero dei crediti. Questo è indipendentemente dagli interessi moratori. Ma è poi sempre il 231 del 2002 che consente di applicare anche i costi di recupero, ovviamente a condizione che non siano sproporzionati, esatto, o pattuiti in forma eccessiva. Della platea, perché non parliamo di leasing, però la norma generale proprio dovrebbe prevedere che all'interno del concetto di mora c'è il ristoro di tutto il danno. Poi dopodiché ci sono delle fattispecie particolari che hanno un fondamento, e cioè la tutela del mercato, la tutela della regolarità delle obbligazioni, che determinano come, a prescindere da quel ristoro generale, viene dato anche la possibilità di avere un rimborso su quei costi che vengono espunti dal rimborso generale. Però è un profilo che non va dimenticato, poco interessante per chi fa leasing, però sul concetto generale di usura è una riflessione che secondo me per chi invece fa recupero crediti non è così banale, perché viviamo da sempre in un mondo in cui si è ritenuto che oltre l'interesse di mora in generale si potessero addebitare anche le spese di recupero. Ma quindi secondo te quando l'avvocato scrive al debitore per fare recupero crediti dicendogli e ti invito a pagare anche euro 100 per questo mio legale intervento, fa qualcosa che non potrebbe, perché anche quelli sono costi di recupero, sono le spese legali dell'avvocato. Sì, peraltro l'avvocato secondo me alla controparte non gli può addebitare le spese, le dovrebbe addebitare al suo cliente, no? Questo è un altro profilo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo, e questo penso metterebbe il 99% dei civilisti in una condizione quantomeno deontologicamente scorretta, perché è, come tu sai, una prassi universalmente riconosciuta che si addebitino alla controparte anche le spese per il legale intervento, e se è valido per gli avvocati penso che possa a maggior ragione valere anche per le imprese di recupero. Non so se i colleghi presenti... Temo che sulla validità del ragionamento ci sia un approfondimento da fare, però non è probabilmente questo il tema della Collega Gamba? No, però su questo, collega, non sono d'accordo, a parte le spese del legale, ma le spese di recupero non incidono a mio parere sulla mora, Semmai, come le spese di incasso, come le altre spese di istruzione pratica finiscono nel tasso dell'interesse corrispettivo e sono ricompresi nel TAEG, non ci azzeccano, come diceva qualcuno, con la mora, a mio parere. Rapidamente un'ultima domanda prima di chiudere il dibattito. Abbiamo già risposto? Benissimo, prego, velocissimo.
nel caso della penale per estinzione anticipata, per risoluzione anticipata, come va considerata nell'ambito dell'usura? Ma la penale per estinzione anticipata però ha un'altra funzione, ha la funzione di remunerare l'interesse corrispettivo che viene meno sulla risoluzione del contratto e quindi a mio parere è legittima salvo che si metta una percentuale abnorme. Corre il rischio dell'eccessiva onerosità, semmai. Corre semplicemente il rischio dell'eccessiva onerosità. Amato, vuoi... Semplicemente una conclusione, abbiamo sentito pareri autorevoli, sentenze della Cassazione civile, penale, ABF, è mancato una fonte di diritto importante che ultimamente, lo dico con il sorriso, diventa sempre più autorevole in Italia. Ed è una fonte di diritto importantissima che è quella dei mass media, perché non abbiamo parlato della causa che poi ci porta oggi a discutere di usura dopo anni praticamente dalla pubblicazione del testo. No, a parte quello, però la fonte di diritto è il servizio delle Iene sostanzialmente, è quello che in Italia ci porta ad avere determinate problematiche anche di interpretazione che i processi ultimamente vengono fatti dai mass media e che vengono poi anche considerati praticamente dall'opinione pubblica e vengono quasi erette a fonti di diritto questa interpretazione dei mass media. Ringrazio i partecipanti e dichiaro chiusa la tavola rotonda.